Prima volevamo fare una comunicazione prima di procedere all'esame dei testi. Innanzitutto volevamo segnalare che sono stati depositati nel fascicolo del pubblico ministero i verbali di dichiarazioni rese al pubblico ministero di Palermo da Gallenti Giovanni e Ridolfo Stefano, che sono testi che sono stati citati per l'udienza di venerdì prossimo. Poi volevamo comunicare il programma dei testi che saranno esaminati all'udienza di martedì prossimo e all'udienza di giovedì, se possiamo. Quindi per quanto riguarda l'udienza di martedì, i testi o comunque imputati di reato connesso sono Mogavero Mario, Papaleo Gaetano, Papaleo Giovanni, Sturiale Eugenio, Mirenna Giuseppe, il dottor Mandelli, dirigente della squadra mobile di Alessandria, e gli imputati di reato connesso Pallavidini Giacomo e Chiara Rosario. Questi distribuiti tra la mattina e il pomeriggio. Per quanto riguarda il giovedì, distribuiti tra mattina e pomeriggio, il capitano Giovanni Spirito, il maresciallo Giovanni Grasso, il brigadiere Prestigiacomo Antonino, il brigadiere Castiglione Antonino, l'appuntato Demma Salvatore, l'appuntato Di Perna Francesco, l'appuntato Moschella Giuseppe e l'appuntato Guardo Corrado. Grazie. E per martedì nel pomeriggio il colonnello Di Tommasi, il maresciallo Coco e il maresciallo Rizzo. Cioè sostanzialmente il tema riguarda la Super S, riguarda la rapina di Alessandria e riguarda le circostanze della cattura di Aldo Ercolano e quindi la posizione di imputati quali Arcidiacono e Marsiglione, oltre che lo stesso Ercolano. Grazie. Presidente, chiedo scusa, allora il programma prevede adesso, così io forse ieri ero assente quando lei ha dato il programma per l'associazione, per Orsa 1. Le prossime udienze vuole sapere, avvocato? Tutte così fino alla prossima settimana, ce le annotiamo tutti se non le dispiace. L'udienza di venerdì, intanto venerdì giorno 1 l'intera giornata. Sì. Poi l'udienza di martedì 5 sì. E di giovedì 7 per l'intera giornata, sia il martedì 5 sia martedì che il giovedì 7. Sì. Sì. E poi l'udienza di mercoledì 13 per mezza giornata, stabiliremo se la mattina o il pomeriggio. Pomeriggio lei non ha già fissato Orsa 2? E allora la mattina. Almeno mi risulta che lei avrebbe già indicato Orsa 2. Chiedo scusa, Presidente, mercoledì ha detto? Mercoledì 13. Sì, di mattina. 13, non 13, non mercoledì 13, mercoledì sì. 13. Di mattina, perché pomeriggio c'è Orsa 2, mi pare lei ha indicato. Perfetto. Grazie. Di mattina, quindi ancora rimane da fissare il programma per mercoledì, quindi lo diremo poi più in là. Certo. Sì. Allora possiamo procedere con l'istruzione dibattimentale. Croce Antonino. Introduca il testo Croce Antonino. Dottoressa Doni, quando si vuole avvicinare per favore. Si accomodi. Si
come si sieda. Dovrebbe dirci le sue generalità, nome, cognome, luogo, data di nascita, luogo di residenza. Sì, Croci Antonio, nato a Varese, 24/2 del 32, residente a Taormina. Bene, c'è su quel foglietto la formula del giuramento. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Bene, se si può girare un pochino e sistemarsi il microfono. Ecco, Sì, perfetto. Adesso ascolti le domande del pubblico ministero. Signor Croce, che attività lavorativa svolge? Attualmente sono pensionato, sono in pensione. Sino a 2 anni fa ero direttore d'albergo. Ci può dire quale albergo? Ultimamente, prima di andare in pensione, ero a Villigie a Palermo. Ha lavorato presso il Santa Tecla mai? A Santa Tecla sì. Ci può dire da che periodo a che periodo ha lavorato? Dall'80 all'85. Che carica aveva? Direttore. In quell'arco temporale, Come? in quell'arco temporale in cui ha lavorato presso l'hotel Santa Tecla, sono mai pervenute telefonate di natura estorsiva o sono stati compiuti atti intimidatori nei confronti della gestione dell'albergo stesso? Quindi telefonate non lo so. Atto intimidatorio, un giorno un pulmino è stato danneggiato a una ruota, questo sì. E come fu danneggiato, se lo ricorda? Beh, io ero in ufficio, ho sentito un colpo, quindi non so, credo una bomba, ma non è stato un danno. Chiedo scusa, ha sentito che cosa? Ho sentito il rumore, il botto. Un botto. Un'esplosione? Un'esplosione. E chi ebbe a comunicarle che era stato danneggiato il pulmino? Chi? Scusi, no? Il pulmino dove era parcheggiato? Quindi noi avevamo un posteggio davanti all'ingresso dell'albergo, sì. E poi ce n'era un altro un po' più avanti, prima dell'entrata, e era sotto delle piante, mi ricordo. Era un pulmino dell'albergo? Un pulmino dell'albergo, sì. E i pulmini dell'albergo hanno una scritta o qualcosa per identificarli? Sì, io in quel periodo non ero sempre a Santa Tecla perché avevamo 2 alberghi, anche le Oglianine a Milazzo. Quindi questo pulmino aveva l'insegna Santa Tecla e Oglianina. Io facevo 2 o 3 giorni da una parte e 2 o 3 giorni dall'altra. Quindi quel giorno ero lì. Successivamente avete ricevuto qualche telefonato, qualche avvertimento per... questo non lo so. Io personalmente non ho ricevuto niente, infatti è stata una sorpresa. Poi io l'indomani sono ripartito per Milazzo, quindi non so. E in esito a questo fatto, come vi siete comportati? Ma guardi, lì le iniziative, tutti li prendeva il proprietario, perché era lui che faceva tutto, era un po' un accentratore. E quindi, chi era il proprietario? Cavaliere Puglisi, Raffaele Puglisi Cosentino. Quindi cioè anche, come diceva prima, le telefonate le riceveva lui, insomma, era lui io mi interessavo della commercializzazione, viaggiavo, appunto andavo da una parte all'altra, quindi non facevo vita all'albergo, sì, ma non amministrativamente o cosa, era lui Questo episodio, mi pare che lei ha detto che ha prestato servizio dal 1980 al 1985. Sì. Ecco, questo episodio in che periodo esattamente è avvenuto? Dovrebbe essere 82 o 83, erano passati un po' d'anni, quindi credo nell'83. 83. Lei ricorda dove era stato collocato l'ordigno esattamente? Sì, questo sì, perché combinazione ero lì, sono andato a vederlo, quindi su una ruota anteriore, io non ricordo se era a sinistra o a destra, perché sono passati 10 anni, però ricordo che doveva essere... Però quello che posso dire è che non era un... la ruota dove si trova? Mi faccia capire, lei ha parlato di ruota. Sì, la ruota davanti.
Cioè, c'era la ruota per terra. Ecco, ma dove era collocato l'ordigno esattamente? Penso fosse sulla ruota, non lo so, perché la carrozzeria non è che aveva avuto molti danni, la ruota si vedeva che era tutta rotta, che era... Lei ricorda la stagione in cui avvenne questo episodio? Era estate, primavera, inverno? Dovrebbe essere stata estate, dovrebbe essere giugno, luglio, è avvenuto luglio, è avvenuto di mattina, ripeto, di sera? Direi, ho giurato, quindi vorrei essere più preciso. E in quale ora del giorno, presso a poco? Nel pomeriggio deve essere stato. Io ero entrato la mattina, sì, mezzogiorno, nel primo pomeriggio. Ecco, ricorda se vi erano bagagli all'interno dell'autobus? Bagagli? No, era posteggiato per la notte, quindi, perché serviva per portare le persone alle terme. Ecco, ricorda non faceva ecco, ricorda le condizioni del bagagliaio di questo autobus? No, credo che era vuoto, che non portava clienti con bagagli, portava solo la gente o a Cireale in piazza o li portava per le cure e poi li riportava giù. Ecco, ricorda dove era posizionato il bagagliaio in questo pulmino? Lei non ha mai chiesto al titolare come si fosse poi definita questa vicenda? Non avete avuto modo di commentare? Non ho mai avuto modo di parlarne, no. Lei ha mai conosciuto o ha mai sentito parlare di Marcello D'Agata? Di? Marcello D'Agata. No. D'Agata è un nome abbastanza, Marcello D'Agata non collego, penso di no. Lei diceva che c'era un altro albergo, se non ricordo male, un altro albergo... A Milazzo. Come? A Milazzo. E come si chiama l'albergo di Milazzo? Eolian Inn. Come? Eolian Inn. E le risulta o sa se questo albergo, anche questo albergo di Milazzo, ha ricevuto... No, mai. Non le risulta nulla? No. Ripeto, io facevo 2 o 3 giorni a Santa Tecla e 2 o 3 giorni a Milazzo, dormivo che andavo avanti e indietro. E sono sicuro che ecco, a Milazzo lei in che periodo ha lavorato? Contemporaneamente? Sì. Cioè nello stesso periodo, 1980-1985? Esatto. L'albergo a Milazzo è stato preso nell'82, credo. Sì, nell'82, quindi nell'80-81 non c'era ancora. Appena la società, la Somega del Cavaliere, ha preso anche l'altro albergo, e allora come c'erano anche dei capi servizio che andavano avanti e indietro, io facevo anche un controllo là, quindi stavo 2 giorni là o 3. Ecco, e l'albergo di Milazzo era della società, di una società, oppure era sempre la società? La stessa società? Sì, stesso proprietario. Infatti era Somega. Ed è una forma, una ditta individuale oppure? Credo individuale, perché il proprietario noi... Siccome lei ha parlato di società, dico... Sì, no, le chiedo, vi erano altri soci? Questo è il senso della domanda. Io trattavo sempre col Cavaliere Puglisi, per me lui era il proprietario di tutto. Ho capito. Grazie, non altre domande. Grazie. Domande dalle altre parti? Chiedo scusa Presidente. Come? Soltanto una precisazione, visto che l'argomento era questo. Fino a che epoca ha lavorato presso l'Eolian? Ha detto all'82, cioè da quando venne aperto, fino a quando? Ma penso poi andavo avanti anche fino alla fine, fino all'85, perché continua ancora, credo che l'hanno ancora detto. No, dicevo però poi lei, nell'84 o su di lì hanno preso un direttore più stabile e quindi mi sono interessato meno.
però in quel periodo era proprio il periodo dell'avviamento dell'albergo. Quindi lei non oltre l'anno 84-85 ha lavorato presso No, Veolia? io nell'ottobre 85 ho terminato. Perfetto. Ho lasciato la società Grazie. e mi sono trasferito anche. Domande? Sì, signor Presidente. Prego. Avvocato Brancato, interesse dei propri assistiti. Volevo chiedere questo: lei ha visionato subito questo pulmino e ha riferito di un danno a una ruota. Sa indicare con esattezza qual era questa ruota? Ho detto prima, sì, mi sembra, la ruota davanti sicuramente. Adesso non ricordo se il pulmino era quindi, o la sinistra o la destra. Quindi non può essere più preciso se fosse la sinistra o la destra, ma comunque sicuramente quella una davanti. Sicuramente era una davanti. Sì. Questo pulmino, lei ha parlato di pulmino passeggeri, ricorda quanti posti era? Ce n'erano due di pulmini, uno grande che aveva credo un 30 posti, questo ne aveva 15-16, era più piccolo. Se non vado errato, ripeto, parliamo dell'83, quindi di 13 anni, era il piccolino, quindi era quello di 15 posti. Diciamo quindi non Potrei l'autobus. essere smentito, però. Sostanzialmente il Santa Tecla, quello che ho capito, aveva un autobus e un pulmino piccolo. Esatto. Questo Quello non più è grosso, l'autobus. Esatto, questo era il pulmino. Sì. Un'altra domanda ancora: lei ha visionato l'interno di questo pulmino danneggiato? No, è arrivato qualche persona, c'erano persone vicine, allora siamo andati lì, ho guardato, ho visto che non era un danno poi enorme, ripeto, e sono rientrato. Se vi fossero stati dei vetri rotti l'avrebbe notato? Certo, no, era la ruota, non era, credo che neanche il coso di carrozzeria, è stato proprio sventrata la ruota, quindi deve essere stato, se era, io una cosa molto modesta. Era una cosa piccolissima, perché non, ha fatto rumore ma non danni enormi. Bene, grazie, non ho altre domande, signor Presidente. Possiamo licenziare il test? Sì. Prego. Volevo chiedere al test se per questo episodio fu fatta denuncia, furono chiamati carabinieri, polizia? Penso di sì. Penso di sì. Io personalmente non li ho chiamati, ma ripeto, era il proprietario che se ne entrava. Ma dico, lei ha visto poi subito dopo intervenire polizia o carabinieri? Io poi sono partito l'indomani mattina o la sera stessa per nell'immediatezza quindi del fatto. non lo so, credo che la comunicazione sia stata fatta. Dico, nel periodo e nel momento in cui c'era lei, ha visto arrivare carabinieri, polizia? In quel momento lì no, poi più tardi non lo so, io non ho Lei è visto. partito l'indomani, mi pare. Sì, l'indomani mattina. Ecco, sa dirci più o meno, per quelli che sono i suoi ricordi, la lunghezza e la larghezza di questo pulmino, autobus, quello che sia? A me sembra quello piccolo, quindi non lo so, pulmino per 10-12 posti, non era una cosa enorme. L'altro invece ne aveva 30, mi sembra quello più grande. Ecco, la lunghezza e la larghezza, bene o male, non riesce a ricordarlo. Direi delle cose non Grazie. non vere. Può andare, grazie. Grazie. Prossimo test? Zampino Giuseppe. Lei il signor? Zampino Giuseppe, Nato? a Catenanuova il 3155, Risiede dove? Agi Sant'Antonio. Va bene. Alla sua destra c'è un biglietto con la formula del giuramento, se la vuole leggere. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Sì. Adesso ascolti le domande del pubblico ministero. Signor Zampino, lei che attività svolge? Impiegato Dove? presso l'Hotel Santa Tecla.
Da quale periodo? 1985 fisso, poi ero stagionale e ho saltato un paio di anni che ero nell'altro albergo a Milazzo. Era stagionale dove? Prima dell'85 o dopo l'85? Prima dell'85. E quando hai iniziato, sia pure come stagionale, a lavorare presso il Santa Tecla? 77, 78, non mi ricordo. Lei... Però c'è stato un paio di anni che mancavo ed ero alle Olianine di Milazzo, lavoravo nell'altro albergo che la stessa società gestiva. ma questo albergo quando fu aperto? 82. L'albergo questo di Milazzo? 1982 è l'albergo di Milazzo, sì. Ho capito. Infatti 82 e 83 ero a Milazzo. Ecco, nel? 1982-1983. Era a Milazzo? Sì, poi nell'84 sono ritornato a Santa Tecla. Ed era per tutta la stagione, cioè per tutto l'anno? No, sempre stagionale. Stagionale lei intende estate? Sì, diciamo che non ero assunto tutto l'anno, non lavoravo tutto l'anno, era 8 mesi, 9 mesi, non mi ricordo. Lei ha mai saputo se c'è stato qualche azione di intimidazione nei confronti dell'albergo, qualche episodio particolare nei confronti del Santa Tecla? Io mentre che lavoravo a Milazzo ho sentito che c'era stato qualche scoppio di gomme in un pullman a Santa Tecla, ma non c'ero, ero a Milazzo. Ma lei che attività svolge all'interno del Santa Tecla esattamente? Prima ero magazziniere, oggi sono l'economo. E per quanto riguarda i pulmini, chi è che si occupa della manutenzione o comunque della gestione? Oggi mi occupo io. E all'epoca? Nell'83 non c'ero a Santa Tecla, non lo so. 82-83 ero a Milazzo. Ma comunque che io sappia si occupava direttamente il Cavaliere Puglisi, che era un accentratore di queste cose. All'epoca facevo il magazziniere. Ecco, ma chi li guidava? Il Cavaliere Puglisi guidava i pulmini? No, c'erano degli autisti. Ecco, ma chi c'era? Non mi ricordo. Ecco, e quello che le fu riferito che cos'è? Ma che c'era stato uno scoppio di gomme, cose lieve in un pullman, nel pullman del Santa Tecla, che era nello spiazzale del Santa Tecla. Ma che significa scoppio di gomme? Scoppio di gomme, non lo so, perché poi il pullman ho visto quando sono ritornato a portare documenti che non era nemmeno rovinato nella carrozzeria. E cosa ha notato di questo? Non ho notato niente perché appunto la carrozzeria era perfetta, mi dicevano che avevano cambiato forse le gomme. Ecco, solo questo. Non hanno notato nient'altro? No, completamente. Bene, non ho altre domande. Durante la sua attività presso l'Eolian, sì. le risulta il compimento di atti di intimidazione nei confronti dei responsabili dell'albergo stesso? Personalmente no. Che furono mai stati posizionati ordigni o altro? Che io sappia no. Tranne questo episodio di queste gomme, ma non... No, mi riferisco all'Eolian. All'Eolian fino a quando c'ero io no, sicuro. Cioè fino a quando? Io fino alla fine dell'83. E poi quando ha ripreso presso l'Eolian? L'Eolian ora opero a Santa Tecla io. Chiedo scusa. Dall'85 opero a Santa Tecla. Ah, quindi poi si è disinteressato della gestione Esatto. dell'Eolian. Sa chi sono i proprietari o chi erano i proprietari all'epoca dell'Eolian? Ma da quando è stato il Cavaliere Puglisi Cosentino? Era l'unico proprietario? È una società, non so se era l'unico socio, se sono altri soci, questo non riesco a saperlo. Io conoscevo lui, anche se era una società. Sa se Pippo Baudo era interessato alla gestione dell'Eolian? Io Pippo Baudo so solamente che ha fatto il matrimonio da noi ed io lavoravo a Santa Tecla e basta. Ho finito per il momento, Presidente. Interventi? Domande? Può andare, signor Trantino, grazie. Prossimo test. La Neri Agatino.
Si accomodi, buonasera. Si accomodi. Lei il signor? Mi dica. No, le sue generalità, per favore. Laneria Catino. Nato dove? Catania, 21/7/33. Risiede a Catania? A Cicastello, via G. Va bene. E alla sua destra c'è la formula del giuramento, se la vuole leggere. Prego. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Il pubblico ministero può procedere. Signor Laneri, che attività lavorativa svolge? È imprenditore edile. Si è mai occupato della gestione dello Sheraton? Sono amministratore unico. Da che epoca? Dall'inizio, dalla costruzione. Se ne è occupato lei stesso della costruzione dello Sheraton? Sì. Ho costruito e sono l'amministratore unico. In che epoca venne costruito? 83. E venne ultimato? 82 iniziato, finito nell'83, inaugurato nel novembre-dicembre del 93. Dell'83? Pardon, dell'83, scusi. Prego. E tuttora si occupa dell'amministrazione dell'Hotel Sheraton? Sì, dell'amministrazione non ci sono le persone addette. Scusi, non capisco l'amministrazione cosa intende. Lei è detto amministratore unico della società? Della società, senz'altro. Sì, perfetto. Cioè tuttora è amministratore unico della società che è proprietaria dell'albergo? Dell'hotel management. Sì. È l'hotel management, non è lo Sheraton. La società è hotel management, Sheraton è un franchising americano. Ho capito. Signor Laneri, lei che autovettura possiede? Una Porsche. Ci può dire che modello di Porsche? Prego? Ci può dire che modello di Porsche? 920 S20. 924? 920. 920 S. S20. Si chiama S20. Siccome scusi, c'è stata una persona che mi ha fermato che tipo di vettura è, dico 920 S20. La compro, scusi. Che anno di immatricolazione è, chiedo scusa? Questa è... Stiamo parlando della Porsche. Della Porsche, sì. Aspetti un attimo, mi faccia... Cos'è? 8 anni addietro, ecco circa, 8 anni di vita. 8 anni. All'incirca, E nell'83 lei che vettura possedeva? Nell'83 credo, no, anzi senz'altro, io esattamente non lo ricordo, guardi, 83 non avevo certamente il Porsche, avevo forse una Delta. Nel corso della gestione dello Sheraton, lo chiamiamo così per comodità, ha mai ricevuto richieste di natura estorsiva? No, mai. Prima sì. Scusi. Sì. Prima cosa intende? Prima cioè nella mia attività di costruttore. Sì. E in che epoca iniziarono queste richieste? Io ho una storia. Nel 75 io ebbi un inizio, abitavo a Gravina, al villaggio San Paolo, e arrivavano delle telefonate stoltive, feci irregolare denuncia alla caserma dei carabinieri di piazza Giovanni Verga e alla Procura della Repubblica. Ebbi una notevole assistenza da parte dell'Arma, notevole, macchine civetta che mi stavano attenti, mi seguivano me e i miei figli, e dopo un anno circa di questa attenzione io fui costretto con tutta la famiglia ad abbandonare la mia residenza, la mia abitazione di San Paolo e andarmene a Roma alla Residence Garden, spostando i miei figli, ne ho 3, per
a frequentare le scuole dell'Euro. Poi mi impegnai a comprare un appartamento alla via dei Colli della Farnesina, diedi 60 milioni di acconto di caparra, e poi, vista la impossibilità di continuare la mia attività, tornai a Catania nel 79 e iniziai il complesso Venusilia alla Litoranea. Lì incominciarono le telefonate in via Cardinale Nava negli uffici. E lei, in esito a queste telefonate, ha mai poi corrisposto emolumenti a chi che sia di natura estorsiva? Sì. Ci può dire come andarono i fatti? Com'è che si determinò, diciamo, a pagare il pizzolo? Certo, sì, senz'altro. Una telefonata che chiedeva centinaia di milioni, intanto diverse. In che epoca siamo? Chiedo scusa se... 79. 79. Diverse di queste, ora esattamente che sia 79-80, non è che sia molto, non ce l'ho la data esatta, lo collego con l'inizio della costruzione di Venusilia, della Litoranea, ecco. Dopo, cioè Venusilia è quel complesso accanto all'Hotel Sheraton? È perfetto. Ho fatto diverse di queste telefonate, rispondevo, non mi chiudevano, poi alla fine mi dissero che sarebbe venuta una persona lì in cantiere ed è venuta una persona, era una persona claudicante, un tale Romeo, credo che si chiamasse, non so. E cosa le disse questa persona? Niente, prima cifre da capogiro. Cioè, ci può magari raccontare quali furono le richieste 50, 100 milioni, così, poi alla fine si definì per 1,5 milioni al mese. E pagò anche una cifra, diciamo... No. Iniziai a pagare... No, giusto per finire la domanda. Scusa io. Dicevo una cifra, una tantum, oltre a questa mensile. No. E allora questa cifra di 1 milione è stata... 1,5 milioni. 1,5 milioni? Dal 79-80? Sì. Fino a che epoca ha pagato? Ma sino a un paio d'anni addietro circa. E come 2 o 3 anni. Prego, scusi. No, prego, stavo dicendo... No, dico un paio di anni, ora esattamente non lo... Veniva sempre la stessa persona a riscuotere? Sì, questo tale Romeo, è sempre lui. Fino a quando l'ha visto? Veniva in cantiere, non glielo so dire perché poi subito dopo mi è venuto un tale che era un po' balbuziente, Salvuccio, ecco Salvuccio. Non ricorda il cognome della persona? Non è. Chiedo scusa, riesce a collocare nel tempo fino a quando venne il signor Romeo? Il signor Romeo venne, credo, sino all'83 all'incirca. Lei sa se il signor Romeo è ancora in vita? No, non lo so, non l'ho più visto. Non lo so, non... Cioè lei dall'83 non l'ha più visto? No. Quindi sostanzialmente mi pare di aver capito, lei ha consegnato denaro a questo tale Romeo e a questo Salvuccio balbuziente. Sì. Sono le uniche 2 persone? No. Mi è stata posta la domanda, dopo Romeo si è presentato questo Salvuccio. E poi? E poi si è presentato, cioè ho avuto modo di conoscere il signor Marcello D'Acata perché
il fratello, un fratello che è comandante amico mio, comandante della, mi faccio ricordare come si chiama la compagnia, Alisarda, che ora è Meridiana, mi fece presente che c'era questa, cioè mi presentò questo tale Marcello D'Agata e lui mi disse che potevo passare, cioè io non volevo che si avvicinassero da me, cioè dicevo mi viene più comodo perché io non ci sono più a Catania, vado viaggiando, cosa posso fare? E io li andavo consegnando a un tale lì al distributore di benzina che c'è ad Ognina. E chi è questo tale? Come si chiama? Ora non lo so, era un tale con... aspetta, mi faccio ricordare. Un tale col codino, come si chiamava? Aspetti. Com'era con? Col codino, credo. Romeo? No, Romeo era l'altro. Scusi un po', un attimo, mi consenta, sì. Un attimo di amnesia. Carmelo, ecco, Carmelo. Carmelo è il nome, il cognome? Coco forse? No, dico, non lo so dire. Quindi lei ricorda questo Carmelo Coco? Che era lì, che lo trovavo, cioè io passavo perché siccome intanto avevo aperto il cantiere su a San Gregorio, allora facevo quel percorso, è l'unico mio percorso, dalla mia abitazione della Litoranea, magari passavo dall'albergo ma fugacemente e andavo su in cantiere, quindi era un passaggio quasi obbligato. Ecco, ci vuole un po' chiarire come è avvenuto questo contatto con il fratello? Mi pare di aver capito che lei... Sì, ma è stata una presentazione, cioè per me... Una presentazione da parte di chi? L'ho detto prima, da parte del fratello Gianni, comandante della linea aerea Alisarda. E lei lo conosceva bene questo? Cioè, dormiva lì in albergo e quando mi capitava, cioè siccome la Lisarda è una compagnia che viene con una certa frequenza, ho avuto modo di conoscerlo. Ha avuto modo di conoscerlo, ma... E poi in un incontro lì in albergo mi ha presentato all'esterno il fratello, questo Marcello D'Agata. Niente, sono stato io stesso a dire come potevo fare per non volendo passare, vedere, perché hanno detto ha problemi, ma così con cortesia, con gentilezza, cioè sono rimasti dei rapporti di cordialità, ecco. Ecco, ma come mai lei ha pensato di parlare di questa vicenda con il fratello del D'Agata? Perché avevo visto il Salvuccio qualche volta fermo a parlare con il signor D'Agata presso il distributore. Con quale signor D'Agata? Marcello. Quindi lei passando aveva visto... Quando io ho fatto sempre benzina, ecco, in quel lei ha visto questo Salvuccio lì in questo distributore che parlava con il Marcello D'Agata. Ecco, e lei come faceva a sapere che No, io mi sono permesso di fare, no? Dal momento che il comandante Gianni D'Agata me l'ha presentato come fratello, ho detto ho visto Salvuccio, che cosa c'è possibilità per non fare, dice va bene, li può consegnare a quest'altro. Ci sono state altre persone, quindi altre persone oltre il Salvuccio e il Carmelo Coco cui lei ha consegnato questo denaro? Sì, c'era quel Maurizio, un tale Maurizio che aveva la fissazione che quando io mi fermavo lì e che stava sempre fermo al distributore, aveva l'abitudine di andarmi a prendere la macchina, aprire la macchina, toccare quanto è bella questa macchina,
aveva sempre queste espressioni, e a me in effetti, non per la gelosia della macchina, ma mi dava fastidio, ecco, che mi aprisse gli sportelli. Io ho detto: mi faccia la cortesia, eviti di... E allora qualche volta, quando passando, perché non è che io stavo lì a fare i viaggi, si è presentato qualche volta ed vedevo che era lì dentro, dico: mi fa la cortesia, era sempre un infoltino che avevo, se per cortesia glielo dà a Carmelo. E poi, innanzitutto, questo Maurizio sa come si chiama di cognome? Davola, Avola, lo vedo anche, si è visto sui giornali, credo che sia questo stesso. Non è... E oltre queste persone c'erano altre persone cui ha consegnato? Quindi no, abbiamo detto Salvuccio balbuziente. No, Romeo prima. Romeo prima. Romeo ce lo sa descrivere fisicamente? No, io me lo ricordo perfettamente, che era zoppicante, claudicante. Era claudicante perché aveva un handicap oppure era ferito? Non glielo so. Ecco, no. Fisicamente in faccia ce lo sa descrivere? No, esattamente, non sono passati degli anni. Ha avuto modo di rivedere poi successivamente la foto di questa persona? Non è che io con queste persone ho mai avuto rapporti, il mio era esclusivamente... Ecco, le voglio dire, è mai capitato poi di aver visto la foto di questo Romeo sul giornale? No, mai. Lei ha detto che prima abitava a San Gregorio, mi pare, o no? No, a Gravina di Catania. A Gravina di Catania. Poi successivamente ha abitato a Catania o comunque nella zona vicino allo Sheraton? Sì, ho abitato in una delle ville mie momentaneamente accomodato tornando da Roma alla Morena. Nel complesso, scusi, ma c'ho le labbra un po' secche, attaccate. Ecco, come si? Prego, la Morena. Era un complesso costruito. E dove si trova la Morena? È sulla litoranea. Venendo da Catania dove si trova? Ecco, dopo lo Sheraton, prima di arrivare ad Aci Castello. Sulla sinistra o sulla destra? Sinistra. Sulla sinistra. Lei ha costruito qualche complesso residenziale nella zona di Cerza? Sì, ce l'ho ancora in corso. Sono in attesa del rilascio di altre licenze, concessioni. E lei ha venduto direttamente, è unico proprietario di questa... Amministratore unico della Edil Costruzioni. Lei conosce Aldo Ercolano? No. Conosce Franco Torrisi? Ma lo conosco così, sapevo che abitava lì, ma non... Abitava dove? In questo complesso, non come acquirente, non era un mio acquirente. Lei conosce Franco Giammuso? Sì. Lo conosce? Perché è un mio acquirente. Che mi è stato, scusi, sì. Mi è stato presentato dal signor Marcello D'Agata. In che periodo? Cosa le posso... Periodo quando, solo in quell'occasione. In quale occasione? Per l'acquisto, aveva bisogno di acquistare una unità e me lo presentò dicendomi di fargli un trattamento particolare, cioè di fargli uno sconto. Ecco, è capitato qualche volta quando lei andava a consegnare il denaro di aver incontrato nell'occasione in cui consegnava il denaro mai. Il Giammuso? No. Quindi quant'è l'importo che lei ha pagato? 1,5 milioni, poi nel tempo di Salvuccio, alla fine del periodo di Salvuccio, mi chiese di portarla a 2 milioni e glielo portai a 2 milioni. E questo è stato l'ultimo aumento oppure c'è stato anche un ulteriore aumento? No, sicuro di questo? Tassativo.
vogliamo collocare nel tempo l'incontro con Salvuccio e la consegna del denaro? In che periodo esattamente? Questo aumento quando si è verificato? Siamo nel 95? No, è stato prima, si è verificato, ma si sarà verificato cosa? Aspetti, mi faccia ricordare, nell'84 all'incirca, 85, non mi ricordo esattamente la data. Lei conosce Carletto Campanella? No. Sicuro? Certamente. Non lo ha mai visto? Mai visto. Signor Mineri, ci vuole dire quanto è alto lei? Più o meno. 1,66, 67, che so. Presidente, vorrei che venisse dato atto della capigliatura, della stempiatura, se si può dire, del teste. Sono calvo, o quasi. Ecco. Ci possiamo dare atto sì. Che è stempiato, insomma, cioè che non ha capelli nella parte anteriore del cranio. Bisogna vedere dove mi si guarda, signor Presidente. Scusi. Lei in passato ha portato capelli un po' più lunghi all'indietro? Sì. Cioè, anzi, ora questo proprio è il taglio più corto. Non ho altre domande. Controesame? Signor Presidente, io le chiedo un breve tempo di sospensione perché devo conferire col mio assistito prima dell'eventuale controesame. Sì, si vuole accomodare nell'aula dei testimoni, signor Laneri, per favore. Prego. Grazie. Le chiedo altresì, Presidente, di essere autorizzato col collega condifensore a parlare col mio assistito. Vuole conferire nell'aula? Sì. Credo che sia. Allora, sospendiamo l'udienza per un quarto d'ora, lei si accomoda di là e l'avvocato Russo e gli avvocati Russo e Passanisi sono autorizzati a conferire con D'Agata Marcello, l'imputato D'Agata Marcello. Mi autorizza con Tuccio, signor Presidente, dopo. Con? Tuccio Salvatore. Sì. Sempre in separata sede? Sì, signor Presidente. No, e prima del controesame? No, mi scusi, signor Presidente, anche quando l'udienza riprenderà. Va bene. Per non disturbare. Va bene, grazie. Va bene, che al telefono? Stiano comodi. Possiamo richiamare il signor Laneri? Il signor Laneri, per favore. Si accomodi, un po' di silenzio in aula, un po' di attenzione. E chi interviene per il controesame? Signor Presidente? Sì, l'avvocato Freddoni. Sì. Una sola domanda. Signor Mineri, quando lei consegnava il denaro al Coco Carmelo, questo denaro era contenuto in una busta, in un pacchettino? Arrotolato, un rotolino era. Com'è? Un rotolino di carta. Ma all'esterno si vedeva No. cos'era contenuto? No. Grazie, nessuno problema. Intervento successivo. L'avvocato Russo. Signor Laneri, lei ricorda approssimativamente in che epoca iniziò la costruzione dello Sheraton, che penso faccia parte del complesso Venusilia, no? Sì, prima è stato costruito il complesso Venusilia e poi lo Sheraton. Può ricordare l'epoca, le ho domandato?
dello Sheraton, Dello Sheraton, sì. 82. 82. Le è capitato, io ho ascoltato il suo esame, volevo alcuni chiarimenti. Prego. Si è mai rivolto a qualcuno specificamente per, diciamo, essere protetto, uso tra virgolette questo termine, No. cioè per evitare, mi scusi, completo la domanda, per evitare di subire danni, quindi ha mai in qualche modo cercato di contattare qualcuno per, ripeto, evitare che questa costruzione o questo albergo fosse in qualche modo danneggiato? Assolutamente, nessuno, nella maniera più categorica. Da quanto tempo lei conosceva e come l'ha conosciuto D'Agata Marcello? L'ho conosciuto, ripeto, lì davanti all'albergo, perché ero con il fratello Gianni, Gianni D'Agata, mi è stato presentato in quell'occasione. Prego. Pressappoco in che epoca lo può precisare? Pressappoco Sarà 85 signor Avvocato, non so dirle, all'incirca 85, perché ricordo che Gianni D'Agata era Lisarda, perché poi la Lisarda... Ho capito, le chiedo scusa, Prego. Quindi se io ricordo bene, perché non ho adesso le sue risposte precedenti sotto gli occhi, l'albergo quindi era stato già costruito? Già costruito, certo. Sì. Altra cosa. Ospitava i componenti dell'equipaggio della Lisarda già. Sì, avevano una convenzione con la sì. Lisarda, ho capito. Lei aveva già detto poco fa su mia domanda che ha escluso di essersi mai rivolto a qualcuno per essere protetto. Io le chiedo specificamente, ha mai avvicinato il signor D'Agata Marcello a questo fine? Mai, completamente. Lei ha riferito poco fa che a un certo punto i pagamenti di questo pizzo, si chiama così in termini tangente, quello che diavolo vuole, sono stati talvolta consegnati da un certo momento in poi al bar dell'Agip, ho capito bene? Non al bar, no. Dove? Io mi fermavo con la macchina per fare il rifornimento, sì, e si avvicinava questo tale Carmelo a cui consegnavo questo pacchettino, questo rotolino, o qualche volta il Maurizio di cui si parlava prima. Ho capito. Che detestavo, scusi, per la verità. No, continui, prego. No, dico, siccome lo faceva con non fare, per me era una cosa di un attimo e scappare, ecco, finita pagata la benzina e andare via. Invece lui stava sempre lì con questione personale. Può ricordare, se lo ricorda, può escludere che qualche volta il D'Agata Marcello fosse presente a questa consegna? Come, non ho capito la domanda? Allora, quando accadeva che lei faceva benzina e più velocemente possibile consegnava questa busta, è mai accaduto, può ricordare se sia accaduto o può escludere che qualche volta D'Agata fosse presente? Ma non era, qualche volta poteva che è capitato di vederlo lì. No, nel mentre veniva consegnata questa busta. Ma no. Io non ho capito veramente se abbia risposto. Se lo ha fatto, lo ripetiamo. Non lo intendo. Non rispondere, può continuare. Probabilmente non ho posto bene la domanda, la ripeto. No, ecco. La ripeto. Allora, lei ha detto che capitava che passava di là e piuttosto velocemente consegnava una certa busta. Facevo benzina, esatto, sempre. Facevo benzina, guardavo attorno se c'era questo Carmelo. Lei restava in macchina seduto o seduto? Qualche volta poteva capitare di scendere. Poteva essere. In qualcuna di queste occasioni lei ha potuto notare lì D'Agata Marcello? Questo l'ho chiesto. Ma può darsi che qualche volta l'abbia intravisto, ecco, ma ci si salutava, c'era un rispetto reciproco notevole, ecco, questo è neanche forse la domanda non riesco. Non se l'ha visto lì, se l'ha visto presente in quelle occasioni in cui lei poco fa ha riferito, cioè durante questi pagamenti. No, non c'era. No, finalmente ci siamo capiti. Almeno dico, se era presente quando, cioè non è che ho capito. Non facevo benzina con la mia macchina una volta al mese. Ho capito. Quindi talvolta all'Agip incontrava Marcello. Non Agip, quel distributore che c'era lì.
c'era cordialità, scusi, Certo. al punto che so che mi invitava, io per la premura non scendevo ad offrirmi il caffè, ecco, ed io evitavo per la mia sempre esagerata premura, che purtroppo qua dentro non esiste. Le chiedo scusa, Prego. lei oggi è interrogato su questi fatti, ricorda quando è stato in precedenza e se è stato interrogato su questi fatti? No, mai interrogato. È la prima volta? È la prima volta, sì signore. Va bene, io non ho altro da chiedere, Presidente. Altri interventi? Possiamo licenziare il testo, vuole concludere il pubblico ministero? Sì. Signor Mineri, vogliamo capire, dico, chi gliel'ha detto a lei di andare al motel Agip, al rifornimento Agip per consegnare questo denaro? Chi gliel'ha data questa indicazione? Perché intanto Salvuccio, credo di averlo detto Sì. prima, io non è che ricordi esattamente Sì. le parole dette, che Salvuccio lo vedevo in quel posto lì e poi fra di loro mi è stato detto Salvuccio di consegnarlo al Carmelo. No, dico, lei ha detto che aveva visto il Salvuccio al distributore, poi esatto. lo ha visto parlare con Marcello D'Agata, mi Sì. pare. Ecco, ora il passaggio successivo, questa indicazione di andare a pagare al rifornimento Agip per sua comodità, chi gliel'ha data? Io l'ho chiesto a Salvuccio per evitare che venisse, perché io, siccome avevo iniziato l'altro cantiere, non sempre mi trovavo nel cantiere di Venusilia, che ormai l'avevo pressoché completato e c'era solo l'ufficio vendite, quindi mi riusciva impossibile farmi trovare per consegnare questa somma. Ecco, ma allora non ho capito il discorso del fratello di D'Agata e di D'Agata. Fratello D'Agata, la conoscenza con Marcello, cioè che io passavo di là, dal distributore di benzina, mi è stato presentato e poi io l'ho notato il Marcello D'Agata al distributore di benzina. Ecco, allora il discorso che lei ha fatto con il fratello del D'Agata. Il discorso era così cordiale, accademico. E qual Dico, è? io passo di là e lui ha allargato le mani come a voler dire sì, va bene. Questo passi. chi? Il fratello oppure Fratello? Marcello? No, Il fratello. il signor Marcello D'Agata, non signor- Gianni. Il signor Marcello D'Agata in presenza del fratello? No, fratello completamente, cioè mentre subito dopo la presentazione, non è che io posso esattamente ricordare a Subito distanza. dopo la presentazione di che Dopo cosa? la presentazione del signor Marcello D'Agata, io mi sono l'ho accompagnato il signor Marcello, il signor Gianni è tornato in albergo, ho accompagnato il signor Marcello D'Agata e gli ho detto, passando di là, avevo visto questa situazione e lui non se ne è preso carico assolutamente. Da quanto tempo conosce lei il fratello del signor Da D'Agata? quando la Lisarda è venuta in albergo quasi subito. E Quasi quindi subito, dallo quindi- 84, diciamo, ecco. Quando ha detto che ha iniziato a costruire lo Sheraton 82, e quando fu ultimato? dicembre, inaugurazione, novembre, fine novembre, primi dicembre del 83. 83. E Salvuccio l'ultima volta che l'ha visto? Come faccio a ricordarlo? Quanti anni ha questo Salvuccio? Lo so, aveva i capelli un po' brizzolati, avrà avuto cosa, 45 anni, non è che abbia, non sono capace. Ho capito. Io penso un 45, 50, ecco. In faccia come aveva? Baffi, barba, senza Baffi lo ricordo, capigliatura piuttosto folta e i capelli brizzolati. Lei non sa se questo signore è vivo o No. è morto? No. Non sa nulla? Consideri che io a Catania non è ci vivo, ma molto raramente, ecco. Vengo a periodi, vivo a Milano, tanto che in quella ultima settimana ho avuto quella brutta vicissitudine di essere accompagnato dai carabinieri proprio per i miei impegni a Milano.
Lei ha detto che non conosce Aldo Ercolano. No. Non ne ha mai sentito parlare? Sentito parlare, sì. Si legge sui giornali. Ecco. Le chiedo scusa, Presidente, mi scusi il pubblico ministero, soltanto mi pare che il pubblico ministero stia compulsando il test in sede di controesame, cioè completa il suo esame. Completo l'esame. Non dovrebbe riguardare il contenuto della deposizione resa in esito al controesame? Questo di Ercolano gli era stato già chiesto, se non vado errato. Questo è stato chiesto, mi accingevo a fare un'altra domanda, avvocato. Lei sa con chi è sposato Franco Torrisi? No, ho visto con una signora alta, con i capelli lunghi, ma chi fosse esattamente non lo so. Non lo sa. Non lo so. Non altre domande. Su quest'ultima domanda ci sono domande ai difensori? Possiamo licenziare il test? Può andare, grazie. Test successivo? Chi è? Venuto Carmelo. Io ce l'ho. Si accomoda. Si sieda. Lei il signor? Parli nel microfono, per favore. Carmelo Venuto. Nato dove, signor A Venuto? Camporotondo Etneo il 9 settembre 1928. Risiede a Camporotondo? No. Sono nato per caso a Camporotondo, risiedo a Catania in via Torre Va Alessi. bene, risiede a Catania e alla sua destra c'è un biglietto con la formula del giuramento. Consapevole delle responsabilità morali e giuridiche che assumo con la mia disposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza. Sì, adesso ascolti le domande del pubblico ministero e risponde parlando nel microfono. Che attività lavorativa svolge? Io sono ingegnere costruttore. Ingegnere costruttore. È socio di qualche società? Sì, la mia impresa si chiama Venuto e Fronterre. E questa società quando è stata costituita? Prima era una società di fatto costruita da mio padre nel 1956 addirittura, poi è diventata società per azioni nel 1978, 79, non lo so esattamente, moltissimi anni fa. Dov'è la sede di questa società? In questo momento è in via Roberto Giuffrida Castorina numero 9. È stato sempre in questo posto? No, prima eravamo in Viale Africa in un palazzo che avevamo costruito noi, Viale Africa 46. 46. Fino a che epoca eravate allocati lì? Dal 1979 circa sino al 1992. Dal 79 al 92, con l'approssimazione anche di 6 mesi sì. Più o meno. Presso la sede di questa società sono mai pervenute telefonate di natura estorsiva? No, le telefonate estorsive le ho avute io personalmente a casa mia. Ci può dire in che epoca iniziarono? Sì, più o meno attorno alla fine dell'anno del 1980. 80. Quali erano i contenuti di queste telefonate? Non sono molto ripetibili praticamente, comunque erano telefonate estorsive, minacciose, brutte, da creare scompiglio in famiglia. Le facevano richieste particolari? Di soldi, solo dei soldi.
Che cifre chiedevano? Se non sbaglio 50 milioni. Chiedo scusa, forse ho dimenticato io, qual è l'epoca in cui iniziarono? Nella fine dell'anno del 1980. 80, quindi 50 milioni più o meno in quell'epoca. Sì. E si susseguivano frequentemente queste telefonate? Non davano pace di notte, di giorno, io li denunziavo. Era sempre la stessa voce, che almeno che lei possa percepire? No, si alternavano due voci si alternavano, non era sempre la stessa voce, erano due voci diverse, ma chiaramente erano assieme perché dicevano più o meno le stesse cose tutte e due. Come si comportò lei? Guardi, io denunziai il tentativo di estorsione alla questura centrale e quelli mi dissero vediamo di mettere il telefono sotto controllo eccetera, però non lo misero sotto controllo il telefono, anche perché le telefonate non duravano assai, duravano abbastanza poco, quindi non avrebbero consentito il controllo. Io ho resistito abbastanza fino a quando più o meno nel mese di dicembre del 1980 più o meno mi misero una bomba in un negozio che io avevo in Viale Africa, si chiamava La Piramide, e subito dopo fecero la telefonata dicendo la prossima bomba sarà a casa tua. Allora posso continuare? Prego. Allora io mi sono preoccupato, in quel momento ero direttore dei lavori di un grosso edificio che stavano costruendo in Viale Vittorio Veneto, dove c'era prima la sede della Lancia, e lo stava costruendo un'impresa che io conoscevo da tanti anni, di cui io ero il direttore del lavoro, si chiamava Grillo, Cavaliere Grillo. Grillo come? Mi pare santo, ma non ci giurerei, è morto da diversi anni ormai, poverino. Allora io ho saputo, perché l'avevano pubblicato anche sui giornali, che Grillo aveva avuto più o meno lo stesso problema mio. Era stato pubblicato sui giornali questa vicenda del Grillo? Sì, perché credo che gli spararono addirittura, pubblicato in questo senso, più o meno in quello stesso periodo. E allora poi ho saputo che lui aveva sistemato tutto praticamente. Allora saputo dallo stesso Grillo? Dallo stesso Grillo, sì. Allora io mi sono rivolto a lui quando ho avuto questo problema, gli ho detto cavaliere mi faccia la cortesia, sogno così angustiato eccetera. Dice ingegnere non lo so, non è facile eccetera, però ci provo. Dopo una quindicina di giorni, durante i quali continuavano sempre al solito le telefonate, mi disse, ci sai, penso di aver sistemato tutto con una persona che conoscevo, però qualche cosa ce l'ha da dare. Le disse il nome della persona? Sì, me lo disse, sì. Lo ricorda? Mi pare che si chiamasse un certo Romeo. E si dice qualche cosa ce l'ha da dare. Quando era questa qualche cosa, più o meno la cifra si aggirava sulle 600.000 lire. 600.000 lire in unica soluzione? 600.000 lire al mese. Al mese. Le devo dire che per il nostro giro d'affari, diciamo così, era una cifra notevole, però non era proibitiva praticamente. Io ho acconsentito praticamente a questo favore che mi ha fatto questo cavaliere praticamente, e allora da un certo punto a questa parte praticamente nel mio ufficio di Viale Africa veniva una persona che non ha mai avuto contatto con me, mai, ma io avevo una busta eccetera, mensilmente venivano, ho saputo dai miei impiegati che non erano sempre quelli che pagavano, diciamo, che si alternavano diverse persone. Ai suoi soci ne parlò? Chiedo scusa, aveva un socio o più soci? No, un solo socio. E ci può dire il nome? A quei tempi, vede, il socio era il vecchio Fronterre, si chiama Fronterre Antonino, che una decina d'anni fa poi ha avuto un ictus ed è subentrato, diciamo così, materialmente il figliolo. Da che epoca è subentrato il figliolo? Difficile dirlo con esattezza, l'ictus l'avrà avuto una decina d'anni fa, per poco.
Quindi di 82-83, ma non sono sicuro però. Sì. Lei comunicò al signor Fronterè Antonino e poi al figlio di questa vicenda? Sì, certo. Sin dall'inizio, quando lei ebbe a contattare il Cavaliere Grillo? Sì, sin dall'inizio, sì. E loro erano d'accordo nella linea intrapresa? Era un sistema per poter uscire da quell'impasse, sì, erano d'accordo, sì. Diceva poc'anzi dei pagamenti. Lei approntava il denaro personalmente? Non erano grosse cifre praticamente, le mettevamo praticamente a metà io e metà Fronterè. E chi le consegnava poi materialmente? No, materialmente le consegnava non sempre la stessa persona, ma persone impiegate nostre, né io né Fronterè abbiamo avuto mai contatti diretti con questi signori. Ingegnere, sa indicare alla Corte i dipendenti che hanno provveduto su sua delega a consegnare il denaro? Io ne ho tanti. Io credo che si sia servito di qualche persona di fiducia. Certo. Ma non so, per esempio l'architetto Fichiera. Quindi consegnava il denaro all'architetto Fichiera? Sì, una busta consegnava io. Sì. Poi? L'architetto Fichiera lavora nel suo studio ancora? Credo di sì, sì. No, credo di sì, sì. Poi? Come si chiama Fichiera di nome? Armando. E poi non lo so, poi siccome questo architetto aveva un certo potere, diciamo, all'interno delle potasse, che abbia incaricato lui addirittura qualcuno diverso. Non ho capito, può darsi che il Fichiera abbia incaricato anche altre persone a fare questo lavoro così, questo lavoro di consegna, questa consegna materiale. E poi altre persone che lei ricordi? No. Lei ha detto che ha iniziato a pagare, se non sbaglio, alla fine più o meno i primi mesi del 1981, più o meno era. 1981. E questa cosa dura ancora o è cessata? Si è fermata circa un anno fa. Circa un anno fa, più precisamente, dico, siamo nel novembre, cioè, già eravamo nel 95 o... La cifra aveva subito delle piccole modifiche, diciamo così, ogni tanto dicevano, come segretario sanitario dare 100.000 del suo vecchio, così, ma sempre su questo ordine di idee, non cifre esorbitanti. Insomma, qual è stato l'importo definitivo che avete versato? Credo poco più di 1 milione. Poco più di 1 milione? Sì. Mensilmente? Sì, mensilmente. La cadenza era mensile, ma non è che era perfetta. Ma il Grillo le ha mai detto come aveva risolto il suo problema? No, mai, e per la verità neanche io gliel'ho chiesto. Soltanto si presentò questo signor Romeo? Me lo disse lui, ma io non lo so. Ecco, ha mai visto foto di Romeo sul giornale? Non sa se è vivo o se è morto? No, non lo so. Ah? Non lo so, anche perché il povero Grillo credo che sia morto poi poco tempo dopo. Le fu mai detto dal Grillo per conto di chi questo signor Romeo? Né lui me lo disse né io l'ho mai chiesto, dottore. Lei non l'ha mai chiesto, ma da alcuni elementi ha potuto desumere, elementi di fatto, ha potuto desumere a quale gruppo, se si trattava di un gruppo, apparteneva a questa persona o le altre? C'è opposizione, questo consiste, sarebbe un apprezzamento del testo. Ho detto elementi di fatto, sì, rigetta l'opposizione, può rispondere alla domanda. Elementi di fatto concreti non ne ho. Per me era la garanzia, era Grillo che era una persona anziana, molto per bene, diciamo così. Ecco, Difatti, scusi, dal momento in cui avvenivano queste cose qua si sono bloccate completamente le richieste. Dal momento? In cui cominciò il pagamento, praticamente, si sono bloccate completamente le richieste, le domande, non ci furono più tentativi di estorsione, non ci fu più niente. Le minacce, ecco.
Dico, oltre il Romeo, altre persone che si sono presentate per ricevere questo denaro? Scusi, io non ho detto che il Romeo si è presentato per ricevere... Allora ho capito male, spieghi meglio. Ho detto che Grillo mi aveva riferito che aveva parlato con un suo amico che si chiamava Romeo e che era riuscito a sistemare la questione. Ho capito. Dico, e allora sulle persone che si sono presentate mensilmente nel corso degli anni? Io non ho mai avuto contatto con queste persone. Non ha mai avuto contatto? Mai, assolutamente mai. Ma le è stato riferito da qualcheduno dei suoi dipendenti che ha avuto contatti con queste persone? Sì, che venivano regolarmente no, venivano a cadenza più o meno mensile, bimensile, eccetera, a ritirare, diciamo così, questa busta, eccetera. Lei ha mai conosciuto Maurizio Avola? Mai. Ne ha mai sentito parlare dei suoi dipendenti? Sì, ne ho sentito parlare, sì. Da chi? Dai giornali. Dai suoi dipendenti, dicevo? No, dai miei dipendenti no. Lei ingegnere porta il papillon normalmente? Solo il papillon. Non possiedo neanche non ho mai posseduto una cravatta. Ecco, i pubblici ministeri chiedono che si dia atto che il risulta dalla domanda e dalla risposta. E dalla risposta. La sua impresa si è mai occupata della costruzione di un complesso residenziale vicino l'altro complesso denominato Le Rosignol? Sì, Porto Ulisse. Porto Ulisse. Sì. In che periodo? Non molti anni fa, sarà stato dalle... Posso sbagliare un anno, 87-90 per essere proprio... Mi pare di aver capito che lei ha detto che al pagamento contribuiva anche il signor Fronterré o comunque il figlio del signor Fronterré. Sì, non all'effettuazione del pagamento, alla contribuzione. Alla contribuzione. Sì, certo. Il figlio del signor Fronterré, come si chiama? Francesco. Francesco. Ce lo vuole descrivere fisicamente? È un po' pienotto, è del 1949, quindi oggi c'ha 46 anni. A quei tempi ne aveva 10 meno, un giovanotto. Ecco, ha gli occhiali, la faccia liscia, castano. I capelli? Castani sono, credo. Lunghi, corti? No, abbastanza lunghi, no, non sono corti. E il signor Fichera e l'architetto Fichera ce lo vuole descrivere? L'architetto Fichera è inconfondibile perché è alto circa 2 metri, vede? Quindi basta, questa è una caratteristica abbastanza inconsueta. Ecco, e il figlio del Fronterré che statura ha più o meno? Normale, 1,70, sarà 1,75, 74. Ecco, lei ricorda se il figlio del signor Fronterré o l'architetto Fichera o qualche altro del vostro studio ebbe a subire il furto di un'autovettura nel periodo in cui avete... No, io no, non lo so. Non lo sa? No. Le ricorda se qualcuno dei suoi dipendenti o lei possiede o hanno posseduto una autovettura Peugeot 205? Ci fu un periodo abbastanza breve in cui i fratelli Fronterré avevano una Peugeot. I fratelli Fronterré? Forse l'avevano sì, Fronterré aveva una Peugeot, sì. Ecco, no, ma mi faccia capire perché fratelli Fronterré? Allora no, scusi, Fronterré ha altri fratelli che non si occupano delle imprese, sono per i fatti loro, non hanno niente a che vedere. Ecco, no, ma mi faccia capire. Cioè Fronterré ha anche un fratello o più fratelli? Ne ha più di uno fratelli, ma non si sono mai occupati delle imprese, non si occupano delle imprese, hanno un'altra attività. E come si chiamano questi fratelli?
il maggiore si chiama Giuseppe e il minore si chiama Sergio. Giuseppe e Sergio. Sì, ma non hanno niente a che vedere con... E che attività svolgono? Dunque, hanno una grossa industria, una fabbrica di, come si può dire, assorbenti, pannolini, queste storie. Dove? A Catania? A Catania? A Mister Bianco. E sono in società? E loro, non lo so, sono in società fra di loro. Cioè sono in società anche con l'altro Fronterre oppure sono tra di loro i due, Sergio e Giuseppe? Non glielo so dire perché io sono estraneo. Ecco, e di questa autovettura, chi è che la possedeva questa autovettura Peugeot? Mi pare Franco, mi pare che la possedesse Franco. E Franco chi è? Quello che si interessava dell'impresa. Che si interessava? Dell'impresa. Dell'impresa. E che colore aveva? Non glielo so dire, non ho idea assolutamente. Mi pare rossa, mi pare che fosse rossa. E questa autovettura veniva utilizzata anche dal figlio? No, il figlio, quale figlio? Solo dal figlio. Francesco, che stiamo parlando dei figli. Francesco è il nome del figlio. Ho capito. Il padre ha 80 anni, altro che picciò. E lei ricorda se questa autovettura fu rubata? No, non lo so, no. Mi pare che rossa fosse però. Dico, che fosse stata rubata lei non ne sa nulla? No, non lo so, no. La sede della vostra azienda nel corso degli anni, qual è stata? Vogliamo ricostruire? Moltissimi anni fa eravamo in via Torre Alessi, al piano rialzato della casa che abito io, una casa vecchia casa. Via Torre Alessi vicino al carcere, mi pare? Sì, no? vicino al carcere, sì, ad angolo con via Salvatore Paola. Poi? È un vecchio edificio che abbiamo costruito noi nel 59. Al piano rialzato c'erano un ufficio abbastanza, poi ci siamo ingranditi, abbiamo costruito questa casa, questo grosso edificio in Viale Africa, è un edificio abbastanza grosso questo di Viale Africa, e ci siamo trasferiti gli uffici là. E successivamente? Successivamente ci siamo trasferiti in via Roberto Giuffrida Castorina numero 9, dove siamo tuttora. E qual è, dove è ubicata la via? La via Roberto Giuffrida Castorina è alle spalle di Vulcania. Non ho altre domande, grazie. Controesame? Domande? Possiamo licenziare il test? Ingegnere, io solo volevo chiederle, perché mi è sfuggito, per quanto tempo ha pagato? Cioè, la sua società? 12 anni. Per circa 12 anni, quindi sino a... Lei l'ha detto sicuramente. Un anno e mezzo fa circa, non con esattezza, ma più o meno un anno e mezzo fa. C'è stata qualche circostanza particolare per cui... Che ha provocato che non si sono fatte più vedere. Solo per questo motivo, non è più venuto nessuno... Noi abbiamo fatto delle ipotesi, naturalmente, sì. Può darsi che le abbiano arrestati. Ecco, ora però mi sfugge un'altra circostanza. Non sono più venuti dove? No, là in via Roberto Giuffrida Castorina. Perché venivano lì in via Roberto... Hanno seguito, diciamo così, il trasferimento della nostra azienda. Della vostra, sì, ho capito, grazie. Quando... aspetti un momento ancora, scusi. Ha mai denunciato quanto le era accaduto? Il pagamento non l'abbiamo denunciato, ho denunciato il tentativo di estorsione alla questura di Catania. Può andare. Grazie. No, stia attento. Sì, si accomodi. Il prossimo test chi è? Iacono Carla o Iacana Carla? Iacona Carla.
Si accomodi, signore. Lei è la signora? Carla Iacono, Nata... a Catania, l'11 dicembre del 1957. Risiede a Catania? No, Tremestieri e Cuneo. Sì. Vuole leggere la formula di impegno in ordine alla testimonianza. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. Sì, adesso rispondo alle domande del pubblico ministero, il quale può procedere. Signora, che attività svolge? Io sono casalinga. Casalinga. Ha quote di partecipazione in società? Sì, ho una quota della Cisauto SRL. Deve parlare più forte, vicino al Sì, microfono. nella Cisauto SRL. Che quota, che importo ha? L'8%. L'8%. Della Cisauto SRL. E la Cidauto di che cosa si occupa? La Cisauto? Cioè, non ho sentito se è Cisauto o Cidauto. Cisauto. Cisauto. E la Cisauto è concessionaria di quale autovettura? Della Peugeot. La Peugeot. Da quale epoca lei è socia? Io sono socia dalla fine dell'83. Dalla fine dell'83. E suo fratello? Mio fratello è anche lui socio dalla fine dell'83. Nella misura sempre Sempre della Cisauto SRL, credo anche lui dell'8%. Avete lei o qualche suo familiare anche quote di partecipazione nella Cidauto? Io no. Lei no, qualche suo familiare? Mio padre? Suo padre. In che misura? Non lo so. Non lo sa. La Cidauto è concessionaria? Della Cidauto della Opel. Della Opel. Lei ha detto mi pare dall'83. Dalla fine dell'83. Ecco, dalla fine dell'83. Lei può dirci se la società di cui fa parte lei ha subito nel tempo delle richieste estorsive o comunque degli atti di intimidazione violenti? Io so che la società è stata sotto sotto che intimidazioni. Già nell'83, quando io sono entrata, c'era in atto questa situazione di estorsione. Come si è svolta la vicenda? No, io non lo so, so che in atto c'erano queste richieste, c'era un'estorsione, richieste in denaro. Quando sono entrata io alla fine dell'83 sono stata messa al corrente che c'era questa situazione in atto. Ecco, e come si è risolta questa situazione? Cioè, c'è stata questa richiesta, ci sono stati atti di intimidazione? No, nell'85... Attentati? Non la sento bene, puoi ripetere? Dico, ci sono stati atti di intimidazione, attentati, bombe, esplosioni, richieste telefoniche? Nell'85, mi pare nell'estate dell'85, sono state bruciate delle autovetture. Poi comunque io non mi occupo attivamente della società. Ecco, il fatto che lei non si occupa è un conto. Dico, ha comunque saputo da parte dell'amministratore della Cisauto o comunque da suo padre come si è risolta questa vicenda, cioè se l'azienda poi è entrata nell'ordine di idee di pagare qualche cosa e come eventualmente è stata pagata? So che l'azienda ha pagato, come non so. E quanto ha pagato? Quando? Quanto? A che periodo si riferisce? Stiamo parlando, lei ha parlato dall'83, allora dall'83 in poi. So che nell'83 credo si pagassero, la richiesta era di 300.000 lire mensili. Poi nell'85 mi pare si sia passati a 500.000 lire e credo nell'88 è passato a 1 milione. E questo pagamento, chi si occupava di questo pagamento? Non lo so. Questi soldi da dove venivano presi per pagare? Ma venivano presi dall'emolumento dell'amministratrice. So. Lei, suo
suo padre svolge altre attività oltre quella di concessionario o comunque di socio in società concessionarie di auto? Mio padre è imprenditore agricolo. Suo padre è stato in società o è in società con il Cavaliere Conservo? Anni fa sì. In che attività? Al Sigros e alla Sivad. Ecco, sa se anche nello svolgimento di questa attività vi sono state delle richieste estorsive? No, non lo so. Suo padre non gliene ha mai parlato? No. È sicuro? Sì. E la Gidauto ha subito anch'essa richieste estorsive? Non lo so. Non lo sa? No. Suo padre è socio della Gidauto? Sì. E lei non sa nulla? No. Lei conosce il dottor Gioacchino Russo? Sì. Che attività svolge? È anche lui socio di concessionarie di automobili. E di qua? Socio della Merid, credo, e come Fantasy, che è una società associata alla Cisauto, entra a far parte della Cisauto. Ecco, lei sa se anche questa società, la Merid, è stata sottoposta a estorsioni? No, non lo so. Lei non ha mai parlato con il dottor Russo a proposito di queste richieste estorsive? No. Non ha mai saputo che ci sono state delle azioni di intimidazione nei confronti della Merid?